fatto che siano biografie non ufficiali vuol dire che è il mio punto di vista, quindi io ho raccontato la storia di Sergio Marchionne così come io l'ho conosciuta e adesso racconto la storia di Leonardo Del Vecchio, diciamo, con il mio sguardo, quindi non è una biografia ufficiale, non è Leonardo Del Vecchio che racconta se stesso, ma è il mio modo di approcciare una vita straordinaria come quella di Del Vecchio, però il mio racconto, diciamo, non è, quindi manca l'ufficialità e questo mi dà anche un po' la libertà, insomma, di raccontare quello che io penso sia interessante per i miei lettori. Marchionne e Del Vecchio, quello che io trovo affascinante e che mi interessa delle due persone di cui ho raccontato la vita è la leadership e nella leadership la solitudine e l'ossessione del leader. A me interessa, diciamo, anche l'altra faccia della luna, no? Quindi quella meno lontana, quella più lontana dai riflettori, sia in Del Vecchio che in Marchionne. Io riconosco il tratto comune che questa figura, che la figura dei leader ha e deve sempre rappresentare, perché alla fine un vero leader è solo quando prende le decisioni più importanti. Ecco, a me questo aspetto è un aspetto che mi colpisce particolarmente, che forse mi ha incuriosito, che mi ha fatto cercare di raccontare le loro vite, mischiata a un'altra caratteristica che io trovo in entrambi, che è quella dell'ossessione, l'ossessione per il proprio lavoro, quindi ossessione e solitudine che poi ti portano a realizzare grandi successi, ma che magari ti costringono anche a lasciare qualcosa indietro. Ma guarda, io credo che l'aneddoto renda il racconto interessante, quindi io sono alla ricerca di aneddoti, a me interessano solo gli aneddoti, a me la parte ufficiale diciamo delle biografie interessa poco, tu la puoi studiare, insomma, puoi googolare se vuoi sapere chi è Del Vecchio e chi è Sergio Marchionne, invece l'aneddoto è interessante perché ti permette di capire e di conoscere più da vicino la persona, quindi io sono sempre alla ricerca di aneddoti e poi il fatto che siano biografie non ufficiali mi dà la possibilità e la libertà di poter raccontare gli aneddoti come mi pare, ovviamente con l'obiettivo di raccontare storie vere e non storie fittizie. Ma guarda, io credo che a Leonardo Del Vecchio in generale dà fastidio o comunque avrebbe fatto volentieri a meno di tutto il libro, perché Leonardo Del Vecchio non è alla ricerca di visibilità e di un libro che lo racconti, no? Quindi Leonardo Del Vecchio avrebbe preferito un libro su Luxottica che un libro su Del Vecchio, però credo abbia capito in qualche modo il mio interesse vero nel raccontare la sua storia e non solo nel raccontare l'uomo di successo, il successo di Leonardo Del Vecchio. Allora, io ritrovo i valori del Veneto che ho conosciuto negli anni in cui ero ragazzo, erano gli anni del boom, negli anni in cui si cercava di realizzare qualcosa, erano anni di grande speranza e di grande ottimismo, che forse negli ultimi anni, ormai vivo a Milano da tanti anni, quando torno a casa vedo meno, ogni tanto trovo rassegnazione. Ecco, invece in Del Vecchio ritrovo ancora oggi quella voglia di guardare, di andare oltre, di credere che si possa fare, che io sentivo nel Veneto degli anni '80 quando sono cresciuto da queste parti.